Emilio, eccolo qua. Sto scrivendo una canzone. Ah, sta scrivendo una canzone. Ti abbiamo interrotto? No, don't worry, don't Sì, worry. Mi fa bene ogni tot stare una pausa, capito? Ogni tot, no, ogni Perché tot. non voglio fare come a mia nonna che non sta mai ferma, chi la sta in menopausa, capito? Cosa stai dicendo? Adesso siamo curiosi però, dai, che canzone stai scrivendo? No, dai, Nothing of che, nothing of che. Niente di che. Ma dai, sarà... Diciamo che sta ancora un ombrone. Sì, ma un embrione, ma non sto sicuro se sta la volta buona, però devo dire che ho un ritardo da 20 giorni. Ma dai, ma no, vedremo, faccio le parole incrociate con le dita. Sì, incrociate, certo. Incrocio le dita. Comunque, sì, comunque stamattina mi ho svegliato, guardello, ciao! Mi ho bevuto una tazzurella caffè e improvvisamente mi è venuta un'aspirazione. Allora sono fatto una corsa a prendere una penna stenografica come parli? e mi ho seduto dentro un cesso, ma non devi dire, e ho cominciato a scrivere. Ma usa una lasciamo stare le location che non ci interessa. Di cosa parla sta canzone? Non so se stai sentito che a Napoli stanno installato una scultura pubblica pubblica. In effetti potrebbe essere pubblica. Poi si chiama Gaetano Pesce, no? Piezze Fish. Ma noi lo chiamiamo così. Qui sta un argomento doglione. A Napoli si parla solo di chi lo cappero. Dicono che sta un omaggio a Pulcinella. A Pulcinella, è vero. Stava messo bene Pulcinella. No, ma guarda. Da quando sei salata chi la cosa? I turisti stanno tutti curiositi. Immagino, Ti affaccio un esempio, no? Sì. Te lo affaccio. Allora, yesterday morning, no? Ieri mattina c'è stata una coppia di cinesi che guardavano Ocalippo, no? Sì, Ocalippo. E sono lì che stavano leggendo un cartello che c'era scritto Scultura di Gaetano Pesce per Napoli dal titolo Tu sei una cosa grande. Ma tu avessi visto quelli che capiscono il cinese? Facevano una risata grassa proprio, una risata in sovrappeso, solo quelli che capivano il cinese ovviamente. No, noi stiamo facendo un po' di ironia, però è sempre un'opera d'arte. Poi non è il primo artista tra l'altro che sceglie Napoli per installare le proprie opere. Vero? Yes, I remember. Intendi Kill che ha fatto un omaggio ai cassonetti gialli, no? Kill che ha fatto la Venere degli Stracci, come si chiama? Chi stava l'artista? Era Pistoletto, Michelangelo Pistoletto. Pistoletto! Senti, ma perché ridi, scusa? Sarebbe stato un colmo se il pistolone qua l'avrebbe fatto a Pistoletto. Tu sei una cosa grande, vai Pistoletto. Comunque, sto dell'opinione che se sto coso qua l'avrebbe fatto Ciro Piezze Wooster, è il titolare di un sexy shop qua che sta in piazza Postal Market. Piazza Postal Market, ma per piacere, dai. Se l'avesse fatto lui, i bacchettoni lo starebbero subito incensurato. Censurato, non incensurato. Avrebbe gridato, ha flosciato pistolone. No. Incensurato. Ci stanno i piccirilli, cose così. Ma siccome è stato l'artista che ha una fame mondiale. Non hai capito? Allora sta tutto buono, no? Ascolta, ma la canzone l'hai scritta poi? No, ha già scritto solo le prime parole. Le prime parole, possiamo sentire la lezione? Tu. Ecco, a chi t'ha morto. Bene, grazie. Dedicata a un pistolotto. Grazie, siete divertite invece. Che impressioni avete avuto? Siete più belli dal vivo. Grazie, troppo gentile. Siete come quello che sta in Europa, siete gentiloni. Lunedì prossimo, se volete guardarci, ci siamo comunque, tutti e tre. Giallo Blu Superstar, Gol de Ponte ritorna fra 15 giorni. Che diciamo, Giallo Blu Superstar è un appendicite di Gol de Ponte. È un appendice.